Siamo con il nuovo presidente di ANCI Veneto e oggi c'è appunto un incontro dove verrà scelto il direttivo di questo ente. Diciamo anche quali saranno le linee programmatiche per i prossimi 5 anni. Sì, oggi completiamo la formazione degli organismi intermedi, individuandosi i componenti del direttivo, ma anche i presidenti delle consulte che sono parte integrante del lavoro poi dell'ufficio di presidenza. Le linee programmatiche, quella principale è quello dell'autonomia finanziaria, fiscale e anche istituzionale dei comuni del Veneto, ma direi dei comuni in generale. Ovviamente noi parliamo per quelli del Veneto. Questo è uno dei punti fondanti che ha caratterizzato il lavoro di ANCI Veneto in questi anni. Mi pare che ci stiamo avvicinando a questo obiettivo perché proprio è notizia anche di questi giorni, si sta parlando di una nuova fiscalità locale, si parla di local tax interamente lasciata ai comuni, che quindi i comuni che negli ultimi 2 anni sono stati costretti ad essere esattori per conto dello Stato, almeno per i cittadini c'è chiarezza e trasparenza, nel senso che poi le risorse possono anche essere totalmente reimpiegate nel territorio. Poi noi ci teniamo molto a quella che è la storia dei comuni, la storia centenaria dei nostri comuni, perché i comuni sono il baluardo più vicino ai cittadini, sono l'organo che riesce a mantenere ancora i contatti proprio vis-à-vis con i singoli cittadini e quelli che mantengono anche vive le istituzioni, per cui continuare a togliere autonomia con scelte centralizzate che possono essere sia dello Stato ma anche della Regione vuol dire togliere fiducia alle persone e non sanno poi più a chi rivolgersi. Lo sappiamo che questo è un momento di grandissima proprio crisi istituzionale per il nostro Paese e noi auspichiamo che molte delle nostre richieste siano state accolte perché veramente purtroppo ormai è comprovato non siamo più in grado di sostenere i tagli che in questi anni i comuni hanno in realtà subito con decisioni unilaterali. Siamo con Roberto Andriolo, membro del direttivo di ANCI Veneto. Quali sono i punti su cui premere nel dialogo con il governo? Bisognerà da subito capire cosa si intende per questa local tax e chi guadagna e chi ci perde, perché io parto dal punto che se il governo vuole questo di sicuro i comuni ci perdono. A parte la battuta bisogna intraprendere un dialogo fattivo con il governo per rimettere a posto dopo tutti questi anni di cambiamento la tassazione da parte dei cittadini che ormai non ne possono più perché sì, dicono paghiamo ma vogliamo essere lasciati anche in pace.